20 anni dalla strage di Via D'Amelio, ma ci troviamo in una stagione particolarissima di grande tensione sul fronte politico, di grande tensione e contrapposizione tra magistratura e politica, e la Procura di Palermo è nell'occhio del ciclone in questo momento. Si poteva evitare tutto questo, bisogna fare una scelta di campo. Io, l'Italia dei Valori, siamo senza se e senza ma a fianco della Procura di Palermo, perché sta cercando di scoprire chi c'è dietro e chi c'è stato dietro una trattativa fra Stato e mafia, che ha portato alla morte di alcune persone che non si sono adeguate, Falcone, Borsellino, La Scorta e tanti altri, e alla carriera politica a tanti altri invece che adeguati si sono. Rispetto a tutto questo io credo che nessuno si deve nascondere dietro i formalismi giuridici, dietro le eccezioni procedurali, ma tutti quanti dovrebbero d'impeto correre qui a Palermo, dai magistrati di Palermo, per mettere a disposizione le loro conoscenze e per aiutare la ricerca della verità. Invece assistiamo ogni anno a un'ipocrita passerella di persone che a parole dicono che vogliono la verità, ma nei fatti la oscurano. Questa polemica che è nata a margine del conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale, qual è la sua posizione? Ecco, lì è l'errore, mi perdoni, che anche lei ha fatto. Non è nata questa polemica a margine del conflitto di attribuzione, è il conflitto di attribuzione che è nata a margine di un'altra cosa. Di cosa stiamo parlando? Il Capo dello Stato ha fatto un atto formalmente corretto nel momento in cui c'è un'interpretazione della legge dubbia tra chi ritiene che le intercettazioni indirette, cioè le telefonate ascoltate su una linea di un privato, ma che dall'altra parte del capo c'è il Capo dello Stato, possono valere ai fini processuali, non per il Capo dello Stato ma per l'altra persona, e chi invece ritiene che quando parla del Capo dello Stato parla di un terra e quindi non si può neanche ascoltare, bisogna strappare tutto, far finta di non aver sentito, magari anche se l'altra persona dall'altra parte ha confessato un delitto. Io ritengo che abbiano ragione i giudici di Palermo, il Capo dello Stato ritiene diversamente e quindi legittimamente si è rivolta alla Corte Costituzionale. Il problema è a monte, che lui si è rivolto alla Corte Costituzionale per un fatto che lo riguarda direttamente, perché 15 giorni prima siamo venuti a conoscenza che i suoi consiglieri giuridici parlavano e ricevevano telefonate interessate da parte di un testimone poi diventato indagato per falsa testimonianza, che non era un testimone qualsiasi, era l'ex Presidente del Senato, l'ex Presidente del CSM, l'ex Vicepresidente del CSM, l'ex Ministro degli Interni, il quale interveniva per evitare un atto processuale che lo riguardava, un confronto con Martelli. E rispetto a tutto questo, i stessi consiglieri del Presidente della Repubblica dicono che si davano da fare facendo intervenire anche il Presidente della Repubblica. Addirittura ci sarebbero telefonate dirette tra il Presidente della Repubblica e questo Mancino, Presidente del Senato Mancino. Rispetto a tutto questo, è proprio su questo, sollevare il conflitto di attribuzione, c'è un evidente conflitto di interesse. Proprio se davvero volevi risolvere la questione soltanto sul piano tecnico legislativo, signor Presidente della Repubblica, bastava che facevi, come in un'interrogazione parlamentare oggi ho formalmente richiesto, bastava che facevi un messaggio alle Camere chiedendogli di risolvere quel quesito che dal 97 l'ex ministro Flick aveva proposto, cioè fare una nuova legge che specificasse la questione, non sollevare la questione adesso dove tu sei direttamente interessato, perché questo vuol dire farsi provvedimenti che servono per risolvere i propri problemi, non i problemi del Paese, soprattutto in una materia, mi si perdoni, in una data davvero poco consona. Stiamo qui a ricordare i 20 anni dalla strage di Borsellino e 2 mesi prima di Falcone. E proprio rispetto a questa questione così grande, ci si vuole nascondere dietro il dito delle eccezioni procedurali. Ma non è meglio mettere tutto a disposizione dei magistrati e aiutarli a risolvere, a trovare la verità? Altra questione, Di Pietro, è la polemica nata per l'ultima inchiesta di cui si è saputo proprio ieri, dell'Utri indagato per estorsione ai danni di Berlusconi. Berlusconi era stato convocato, non è venuto, aveva un impedimento, verrà nei prossimi giorni, probabilmente verrà anche Marina Berlusconi. Ecco, è una storia che ritorna, questo del rapporto tra Dell'Utri e Berlusconi. Qual è la sua valutazione, diciamo, se non dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista storico-politico del rapporto Berlusconi? Dal punto di vista storico-politico, non so se spontaneamente o spintaneamente, nell'ultimo caso spintaneamente può essere un'estorsione, spontaneamente può essere una complicità, ma è certo che Berlusconi e Dell'Utri
hanno operato in questi anni in relazione a soluzioni giudiziarie sul piano legislativo che li aiutassero, tant'è vero che hanno fatto delle leggi ad personam nel corso degli anni che sono serviti a Berlusconi in modo molto chiaro e determinato. Ciò premesso, quel che chiediamo è di lasciare lavorare la Procura della Repubblica per gli aspetti penalmente rilevanti, ma mi si permetta, quel che manca in questo momento nel nostro Paese è un serio Parlamento con dei parlamentari credibili che possano mettere in piedi una commissione parlamentare di inchiesta su questo fenomeno, perché è ovvio che sono temi come questo sulla trattativa Stato-mafia, come questo sulla connivenza fra alcuni esponenti delle istituzioni e la mafia di cui alle inchieste su Berlusconi, che lo vedono come vittima. In una situazione di questo genere ci sono fatti che possono non avere una rilevanza penale, ma una grande rilevanza politica, etica e sociale, e ci vorrebbero delle persone al di sopra di ogni sospetto per fare un'indagine parlamentare che noi chiediamo, ma non con questo Parlamento, perché questo Parlamento molte persone dovrebbero stare dall'altra parte della sbarra. Ultima battuta, senatore Di Pietro, ieri sera rispondendo a Dell'Utri il dottor Ingroia ha detto sono pazzo, perché Dell'Utri gli ha dato del pazzo, sono pazzo come era pazzo Berlusconi, come era pazzo Paolo Borsellino. Ecco, per spingersi a certi livelli nell'accertamento della verità bisogna essere pazzi in Italia? Vede, io ho conosciuto, ho visto e ho come punto di riferimento queste persone che hanno fatto il loro dovere e che vengono tacciate per essere dei pazzi. Certo, a qualcuno avrebbe da dire solo dei pazzi può fare una cosa del genere. Io dico che sono delle persone coraggiose che fanno il loro dovere, che dovremmo ringraziare. Falcone, Borsellino e tanti che oggi stanno seguendo il loro esempio come la Procura di Palermo.